Campagna elettorale per le regionali 2015. Mentre il governatore uscente Luca Zaia e candidato della Lega Nord si occupa delle vicende della regione e dice di non aver tempo di occuparsi della campagna elettorale, in casa a Lega Nord rimane caldo il fronte delle liste da presentare. Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, in diretta dagli studi di Prima Serata, trasmissione in onda sulla nostra emittente, ha ancora una volta ribadito la linea del partito in tema di liste. Facciamo come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto in Lombardia, come faremo probabilmente in Liguria, dove c'è il candidato governatore, lista Lega, lista del governatore, se la vorrà. Una linea, quella del segretario federale, fatta propria dalla Lega in regione e che non lascia dubbi su chi sta con chi. Le liste saranno due e sono quelle della Lega e quelle del candidato presidente in qualità appunto di presidente, quindi è una cosa diversa, una lista civica dalla lista collegata al presidente. Un mare, quello leghista tutt'altro che tranquillo, la linea dettata dal segretario per le elezioni regionali in Veneto viene messa in discussione dall'altro uomo forte del partito e segretario della Liga Veneta Lega Nord Flavio Tosi, che spinge per la presentazione di una terza lista, una lista civica che però sarebbe tutt'altro che gradita. La lista civica di Tosi è una lista che si pone fuori del movimento? Beh, dalle parole del segretario mi par di capire di sì. 40 giorni prima delle elezioni i partiti dovranno presentare le liste e solo allora i giochi saranno chiari, ma per Tosi il rischio è elevato, la Lega potrebbe disconoscere la sua lista e non solo. Chi è iscritto al partito segue le direttive del partito, questo è ovvio, e se no fa altro. Elezioni regionali quelle venete alle quali il segretario della Lega Nord Matteo Salvini tiene in modo particolare. Siccome questa è la regione che costa meno per dipendenti, che funziona meglio per sanità, ci tengo a che qua funzioni tutto alla virgola.